Cari confratelli, consorelle, amici, amiche tutti, che sicuramente trovate questo saluto, voglio arrivare a voi per dirvi buon Natale, Santo Natale, e anche per desiderare a tutti un felice anno nuovo 2023. Sono giorni belli dove desideriamo agli altri belli sentimenti, e io voglio sottolineare soltanto due di questi. La prima è questo desiderio di sognare per tutti noi, tantissimi, che veramente Dio, questo Dio che anche si fa uno di noi in Gesù, il Figlio amato, che Dio possa avere sempre il suo posto, il suo luogo nei nostri cuori. Giustamente siamo noi il posto, l'incontro di Dio con noi, dove Lui vuole abitare. Lo dice lo stesso Signore nel Vangelo. Questo è anche Natale, è accogliere il Dio che vuole essere con noi, in mezzo a noi, tra di noi. E secondo, invitare a tutti a continuare in questo impegno di creare un mondo bello, un mondo migliore. Veramente Dio ha sognato un mondo profondamente umano, profondamente giusto, profondamente fraterno, soltanto che ha voluto farlo con noi nella nostra libertà. E sappiamo bene che a volte facciamo bellissime cose, grandissime realizzazioni, con un cuore straordinario di bontà e di umanità, e a volte noi umani possiamo fare delle cose terribili, con mancanza di giustizia, di fraternità. Si possono vivere situazioni di violenza, di morte, di guerre. Perché dico guerre perché non soltanto c'è una grande, dolorosa e molto conosciuta nell'Ucraina, ma sono tanti. È qui dove io credo veramente che dirci buon Natale e felice anno nuovo vuol dire noi siamo di quelli che vogliamo veramente aiutare alla costruzione di un mondo che sia più bello, che sia fraterno, nella semplicità, che sia giusto, dove i sentimenti possano essere veramente sentimenti molto umani. E questo perché Dio è con noi e perché Dio vive in noi. E il grande frutto di questo dono, senza dubbio, sarà il primo di tutti, la pace per tutti e la pace nei nostri cuori. Buon Natale, Santo Natale e felice anno nuovo 2023, con vero affetto. Dio ci benedica a tutti. Ciao.